Va ora in onda la rassegna stampa. Cioè, ma capite quanti giorni sono passati dalla manifestazione di sabato scorso a Milano e ancora l'eco di questa manifestazione svolazza, eh? Ancora mi state scrivendo al 340 6709 659 per raccontare le vostre emozioni, chi c'era, chi non c'era, chi è disperato e vuole assolutamente la canzoncina di Padroni a casa nostra. L'hanno messa su Spotify, i giovani della Lega, tranquilli, c'è anche l'extended version. Però, io vi capisco, riceverla da Radio Libertà è tutta un'altra cosa. Scrivetemi, tanto siamo già tutti svegli. Oggi c'è addirittura Francesco più Andrea, 2 al prezzo di 1 in regia, e quindi vi possono aiutare. Mi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659 e noi vi inviamo la canzoncina Padroni a casa nostra. Un rapper cattivo, intelligenza artificiale, of course, perché di così cattivi non ce n'è, che una volta tanto parla di remigrazione. E c'è anche il filmato, chiaro che chi si intende di internet va su Spotify e la trova anche in versione estesa. Certo, belle emozioni su questa radio, siamo diversi, lo diciamo chiaramente, non siamo una radio commerciale, non siamo qui per fare soldi, anzi le pezzi al culo ci sono, ora non mi alzo per mostrarvele, però il bello è esserci ancora, anche quest'oggi, signore e signori. Eccolo qua alle 7:32, buongiorno da Sammy Varin, eccolo qua, aspetta che mi alzo e vi faccio vedere, consueta maglietta stile pompa con V-meter che sfiorano il rosso, perché i comunisti sono sempre qua intorno a noi e non ce ne liberiamo, ma non andiamo in distorsione, cerchiamo di raccontarla giusta. Anche oggi rassegna stampa con Sammy Varin, anche oggi con il vostro aiuto, il vostro compendio, il vostro rincuoro e soprattutto naturalmente le vostre parolacce per qualunque cosa. Non fate complimenti, siamo una radio ancora, l'ultima forse, libera. 340 6709 659. Il buongiorno viene dal Varin, ma naturalmente viene con i primi titoli dei quotidiani e oggi c'è da divertirsi, per cui facciamo un girettino bello sui giornaloni e giornaletti di quest'oggi. A proposito, gas russo, addio, diciamolo tra di noi, non ci sente nessuno. Noi, cioè, non è che proprio non lo volevamo questo gas russo, diciamo che se riuscivamo a evitare qualche problemino riaprendo, niente, niente, basta, chiuso. Il Corriere: Mosca, insulti shock in TV a Meloni. Attenzione, già che ci sono, vi leggo anche gli altri del Corriere, perché comunque ci sono argomenti importanti che tratteremo. Ad esempio alle 8:45 avremo qui Parlamento col senatore Paolo Tosato. Arrivederci, salve, buongiorno, ciao, salve, saluto i registi che se ne vanno. Mosca, insulti shock in TV a Meloni, titolo principale del Corriere, ma subito di spalla: sicurezza e rimpatri, si tratta con il Colle, ma la norma resta. E la premier Meloni, che ieri, seduta sul divano del Salone del Mobile, ha detto cose. Ha detto prima di tutto che non è un pasticcio. Ieri c'era, mi pare, il famoso quotidiano comunista che scriveva un pasticcio brutto. No, non è un pasticcio brutto. Il decreto sicurezza, ve l'ho detto, ne parliamo oggi alle 8:45 col senatore Tosato, non è un pasticcio brutto, ma è un qualcosa che è fortemente voluto dalla Lega e dal centrodestra, e questa possibilità che ragazzi, che l'immigrato possa ritornare nel suo paese c'è sempre stata. C'è un rimpatrio volontario coadiuvato da soldi.
Guarda che non è un'eresia, non lo sapevate, fin dai tempi di Radio Padania ne parlavamo, ma a quei tempi però l'avvocato, che è l'avvocato che paghiamo noi di ufficio, non percepiva nulla, perché l'avvocato è quello che si occupa in questi casi di farlo restare qua. Già, e di superare leggi, leggiucole, cavilli, tutto quanto, qualunque cosa, purché l'immigrato resti qua in Italia. Una volta tanto che dicevamo che l'avvocato possa percepire un compenso anche se l'immigrato decide di ritornare consapevolmente su a sponte nel proprio paese, cade il cielo, il Quirinale ci guarda, accende la luce e mi indica con il dito. Sul decreto sicurezza, che non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo i rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e li trasformeremo in un provvedimento ad hoc. Non c'erano margini per correggere la norma, che rimane perché è di assoluto buon senso. Dopo l'intervento di Mattarella, Meloni dal Salone di Milano torna sul decreto contestato dalle opposizioni, la mediazione con il Colle. Insomma, il decreto resta, la legge rimarrà, verrà modificata, stiamo a vedere come, c'è un buon motivo per cui dovete restare sulle nostre frequenze, bada ben, e chiaramente la polemica resta, perché in questo decreto ci sono tante cose belle e viste naturalmente dal nostro punto di vista, di chi non vuole più in giro maranza, violenza, cioè gente che ne approfitta del fatto che qui in Italia può fare il bello e cattivo tempo, tanto la Costituzione non è la mia, io c'ho la Sharia e queste palle, basta. Siamo sempre sul Corriere? Sì, se fate i bravi vi leggo anche la pernacchia all'interno del caffè di Massimo Gramellini, perché l'avete capito, il titolo principale su tutti i giornali sono gli insulti shock in TV alla Meloni, che è un qualcosa che insomma, in tanti avrebbero voluto fare. Adesso non voglio, cioè, ragazzi, insultare la Meloni è un'occasione d'oro. E in effetti vediamo che oggi qualche quotidiano ne approfitta, nel senso che, mica è lui che insulta la Meloni, è stato il russo, il giornalista russo a dirgliene 4. Vediamo un po'. La Stampa, governo pasticcio migranti, e questo pasticcio migranti secondo me diventerà un piatto in qualche ristorante. Salve, vorrei un pasticcio migranti. Interessante, come lo vuole? Governo pasticcio migranti e l'apertura del quotidiano La Stampa. Attenzione al commento di Flavia Perina, quell'ossessione chiamata sicurezza. Cioè, ragazzi, è un'ossessione quella della sicurezza. Questa è gente che non mette fuori il culo di casa se non ha la scorta e dice a noi che siamo ossessionati dalla sicurezza. Non ce la faccio, Francesco. Non ce la faccio. Vi posso leggere 5 righe dell'editoriale di Flavia Perina? 5. Ma l'idea di un'eterna emergenza sicurezza da affrontare pugnal tra i denti può pagare ancora a destra? Cioè si fa la domanda se questa cosa può pagare oppure no. A Flavia, se vuoi uscire di casa dopo le 8 di sera, guardati le spalle, perché destra o sinistra le problematiche ci sono e come. È la domanda che la maggioranza dovrebbe porsi dopo l'esito surreale del quinto decreto sicurezza, che oggi vedrà il governo impegnato a cancellare con una mano ciò che aveva scritto pochi giorni fa con l'altra. Si può dire, la destra lo dice, solo un incidente di percorso, ma il provvedimento arrivato al capolinea ha annaspato troppo nelle difficoltà per chiudere la questione così. E voi direte, anzi lo dico io, non so se lo dite anche voi, scrivetemi 340 6709 659, ma possibile che ogni legge che fa la destra
non va bene, annaspiamo, non siamo capaci di fare leggi. Non è che c'è qualcun altro invece che continua a dire no, no, no a qualunque cosa? Sono io che sbaglio? Me lo dite subito alle 7:40 o se mi seguite nella replica, buonasera, sono le 8:20 del mattino, del pomeriggio. Che cazzo di giorno è oggi? Vabbè, di sera. 340 6709 659. Voglio urge un vostro parere, perché a questo punto dici sei lo scemo del villaggio, sei mi varina a pensare che c'è qualcuno anche all'interno del centrodestra, bada ben, con il freno a mano sempre tirato. 340 6709 659. E a tutti coloro che scriveranno un messaggio WhatsApp, in regalo la canzone Padroni a casa nostra. Sto facendo troppo casino, mi dicono, ok. Dormono piano di sopra, c'è qualcuno che dorme, vabbè. Vado avanti, dicevamo della stampa, pasticcio migranti, salve, vorrei un pasticcio migranti, per favore, ben cotto, sì. Dove andiamo? Il Fatto Quotidiano, certo, oggi il Fatto Quotidiano addirittura mi spinge a entrare all'interno perché c'è l'intervista con Claudio Borghi Aquilini. Ora, acquistare il Fatto Quotidiano so che è un qualcosa che non vi capiterà mai, cari ascoltatori, ma 2 euro poi, cazzo, anche questo c'ha dei problemi economici pazzeschi, c'ha la banca che lo tiene in vita, altrimenti avrebbe già chiuso e richiuso. Dicevamo, centropagina, Fatto Quotidiano, vedi che faccio fatica, non ce la faccio a leggere il titolo sul Fatto Quotidiano, cioè peggio del Manifesto. Capito? E questo era il titolo del Fatto Quotidiano. Incartati sull'ennesima legge scritta con i piedi. Ma come si permette questo? Governo contro Colle. Il DL sicurezza passa così, poi si cambia. Cioè, capito? Lo facciamo passare lo stesso, anche se il presidente non vuole. Addirittura all'interno il Fatto, no, già in prima pagina scrive che Salvini attacca Mattarella. Non ci credo. Un altro decreto. Meloni difende i soldi agli avvocati per gli autorimpatri e umilia il Parlamento. Salvini attacca Mattarella e vedrete, poi ve lo leggo un attacco, ragazzi, veramente. Prima pagina del quotidiano, il Fatto Quotidiano, e all'interno c'è un'intervista con Claudio Borghi e ragazzi mi farò coraggio e entrerò. Anche sul Messaggero, insulti della TV russa a Meloni. Non c'è nessuno che però osa scriverli. Bellissimo il titolo del quotidiano La Verità. La Meloni rimpatria Mattarella. Ragazzi, mi alzo in piedi. Applauso. La Meloni rimpatria Mattarella. Lo amiamo, il quotidiano La Verità, lo amiamo. Il governo tira dritto, sempre in tiro sul decreto che non piace al Colle. La Meloni rimpatria Mattarella. Il pagamento per chi favorisce il ritorno a casa dello straniero che non ha diritto a restare qui si estenderà, oltre che agli avvocati, ad associazioni e organizzazioni internazionali. Ma il principio resta: evitare di intasare i tribunali e smontare il business migratorio. È interessante questa cosa. Allora, noi lo facciamo passare, faremo un altro decreto nel primo Consiglio dei Ministri per aggiustare la mira, d'accordo? Non sappiamo niente di più al momento. Chiaro che da sinistra dicono questi fanno una roba e poi la cancellano, eccetera. Sarà così o non sarà così? Io dico che non sarà così. Chiaramente
ci piace questa cosa di non mollare, una volta tanto di non mollare è agli ordini del Presidente della Repubblica. La Meloni rimpatria Mattarella, chiaro che dovete ridere, anche voi di sinistra mi fate un bel sorriso, sorrisone, sorrisone. Oh cazzo, questi non ridono mai, ascoltatori di Radio Libertà di sinistra, dai, su con la vita, dai che oggi si riuniscono per lo stretto di Hormuz. Boccaloni, siamo qui che aspettiamo, ma aspetta e spera. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Altre polemiche? All'Unione Europea basta lo 0,001% per lasciarci nel guano. Mi piace questa esterofilia del quotidiano La Verità, potevamo dire nella merda, che tanto ci capiamo. Decidono oggi, usciamo o no dalla procedura di infrazione? Chiaro che se non dovessimo uscire dalla procedura di infrazione, perdonami, io gli faccio un whatsappino a Giorgetti, li legge WhatsApp Giorgetti, sì? E cioè a questo punto usciamo, cioè non si esce dalla procedura, scostamento di bilancio e tutte queste cose, cioè ho capito, Per l'Italia è una differenza di miliardi se usciamo o no dalla procedura di infrazione, scrive oggi in prima pagina La Verità, decisa da regole folli. Lufthansa taglia 20.000 voti, biglietti aerei più cari a Bruxelles e Bruxelles mette il carico. Qual è il ricarico? No risarcimenti se manca carburante. Attenzione, questa sembra una stupidatina, ma è su tutti i quotidiani, cioè non ci sarà il risarcimento se la motivazione per cui vi salta il volo è data dalla mancanza di carburante, cioè vi possono riposizionare il volo e tutto quello che volete, ma non ci sarà risarcimento in più che normalmente c'è. E questa è una notizia, ne parliamo ancora, state tranquilli. Vi sto facendo godere con le prime pagine dei quotidiani per scoprire se c'è qualche giornale che mette in prima pagina gli insulti alla Meloni, perché sono insulti irripetibili, ma è un'occasione irripetibile per insultare la Meloni e secondo me qualcuno ci casca in questa cosa. Tu dici di no? Vediamo il giornale. Insulti alla Premier sulla TV russa, l'Italia si ribella, ma in centropagina, attenzione, Meloni avanti con i rimpatri. È come se avessi mangiato, come si chiamano le caramelle del pescatore, ve le ricordate? Fisherman. Quando mangiano, posso fare una pubblicità occulta, una Fisherman a quest'ora, faccio fuori il regista. Avanti con i rimpatri, correttivi al decreto dopo i rilievi del Colle, ma il governo non molla, nessun pasticcio, la norma resta. Insomma, pasticcio sì, pasticcio no, pasticcio un cazzo. Pasticcio brutto, scriva, pasticciaccio brutto, no, non esiste il pasticcio. Giriamo quotidiano, vediamo, ve lo trovo, Il Tempo, ancora fermo agli scoop, il metodo degli appartamenti. Mafia e appalti, c'è una pista sparita nel nulla, un disinvolto sistema di rapporti e utilità, disponibilità di appartamenti e altri benefici concreti tra alcuni magistrati e boss di Cosa Nostra. Garantismo sempre doveroso, ma perché alcuni pentiti non sono stati sentiti su questo punto? Prosegue Il Tempo con questo scoop. Attenzione, intervista a John Bolton in centropagina sul Tempo. Europei, Trump doveva coinvolgervi, ma con l'Iran è anche la vostra guerra. Oggi John Bolton, intervistato dal quotidiano Il Tempo, dice: il conflitto impatterà più sugli interessi dell'Unione Europea che dell'America. Simpatico, decisamente. Giro quotidiano, sono sul Libero. Carino anche il titolo di Libero, vieni avanti Cremlino, chiaramente dal titolo viene avanti cretino, che noi grandicelli ricordiamo. Lo sgherro di Putin insulta la Meloni. Sulla TV russa il conduttore Soloviev attacca la Premier, carogna fascista
vergogna della razza umana. Ecco, qualcuno l'ha scritto, però questo ha scritto le frasi migliori. Convocato l'ambasciatore, la replica propagandista di regime. Modello Giorgia, 2 punti, avanti coi rimpatri. Applauso. Modello PD, 500.000 migranti in più. Buh! Capito come bisogna fare, ragazzi? Oh, vi voglio attenti questa mattina, c'è gente che dorme. Guarda come sono distratti in regia, ragazzi. Nota per i registi, sono distratti, non applaudivano alle notizie belle, non fischiavano alle notizie brutte. Perché siamo migranti anche noi, in realtà. Lo so. Un tempo lo sareste stati, un tempo ci voleva la carta d'identità per entrare in via Bellerio. Oh, ma davvero, non sto scherzando, la chiedevano a tutti. Chiaro che se arrivavi da fuori Padania ci voleva un permesso speciale in questo senso. Dai, che sto ridendo un po'. Siamo ancora sul Libero perché Libero è tra quelli che oggi lo amiamo. L'idea sul modello statunitense, attenzione alla proposta della Lega. Antifa come terroristi, cioè è una proposta, mi pare di Zoffili, ragazzi, lo amiamo anche lui. Gli Antifa sono terroristi, attenzione, c'è differenza tra Antifa e antifascisti, e questa è una cosettina che vi spieghiamo tra poco. Sul Libero c'è anche una bella e una brutta notizia nello stesso tempo. Guarda qua, saluto gli amici che ci sbirciano, sono i più furbi in radiovisione, sul sito radiolibertà.net o sulla nostra app, l'applicazione di Radio Libertà che scaricate sul vostro cellulare, o ancora meglio su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Siamo in diretta con 1.600.000 follower, ragazzi. A volte io guardo le visualizzazioni e dico, ma che cazzo vuol dire? Cioè, sono qua migliaia, decine di migliaia di gente che guarda il mio faccione. Infatti gli dico, Francesco, fammi vedere le prime pagine, censurami, come giustamente alla manifestazione sabato scorso in Piazza Duomo la mia voce risuonava in Piazza Duomo, ma per fortuna non volevo rovinarvi la manifestazione, c'era solo la mia voce. E qui in prima pagina sul Libero cosa ci ha messo? La copertina di Vanity Fair. E chi c'è in copertina su Vanity Fair questa settimana? Silvia Salis. Attenzione, a questo punto diventa tra maschietti noi diciamo chi ce l'ha più lungo, facevamo, no? Chi fa la pipì più lontano, eccetera, eccetera, non si usa più. Mi stanno guardando per dire, Sammy, con te non farò mai la guerra. Ok, Salis contro Elli, scrive oggi il quotidiano Libero, la faida chic nel campo largo. Oh, L'ago della bilancia a sinistra è la rivista patinata. A noi non ci mettono proprio da nessuna parte. Ieri Ellie Schlein era su Vogue. Nuda? Non abbiamo notizie. C'è nessuno che compra Vogue? Dai, cacchio, ma siete tutti fascisti, vergogna, eh? Ieri c'era la Schlein su Vogue e ce la siamo persa. Oggi c'è Silvia Salis, quella di Genova, ragazzi, non è l'europarlamentare. Quando dici Salis c'è la gente che si tocca subito. No, non esiste sporco impossibile. È quella di Genova ed è su Vanity Fair. C'è un buon motivo per comprare oggi Vanity Fair: il potere della copertina. Essere glamour è fondamentale, ma solo se sei una donna progressista, altrimenti sei fuori luogo. Questo è l'articolo di Massimo Sanvito oggi sul quotidiano Libero, che gli fa una pubblicità della Madonna a questa Silvia Salis. E vi devo dire un segreto, lo posso dire, ma io lo dico lo stesso. Anche in redazione ci guardiamo ogni tanto e diciamo: ah però, cioè guarda lo sguardo. Adesso chiediamo il giudizio, un attimo il giudizio dell'esperto. Abbiamo il nostro Francesco in regia, con decine e decine di anni di regia, ne ha viste e fatte di tutti i colori. Francesco, puoi darci un tuo giudizio su Silvia Salis in copertina di Vanity Fair? È bionda.
Come vedete, il giudizio assolutamente potente di Francesco vi ha strabiliato. In realtà continua a parlare, ma ha chiuso il microfono perché si è autocensurato. Senti, ha uno sguardo che è, sai, quello sguardo un po' perso, ma nello stesso tempo, sai, poi lei fa sempre sti festini ultra lussuosi, eccetera, ma nello stesso tempo ammiccante. A me piace ed è pericolosa Silvia Salis, perché qua in Italia abbiamo bisogno di un leader che unisca, che dica cose intelligenti che piacciono a tanto, a tutto, a tanti, ho detto una via di mezzo, non solo a destra ma a sinistra, non solo a sinistra ma anche a destra. Se da una parte c'è Luca Zaia, e io infatti sinceramente ci vedo, ma è un mio parere personalissimo ragazzi, e dall'altra, ma che quale slime su Vogue, ma no, è la Salis. Mi dite se siete d'accordo, per favore, perché lo sapete, io il pomeriggio lavoro in uno studio di cartomanzia. Avete problemi da fare, amore, lavoro? Chiamate Mago Varin. Mago Varin vi può aiutare. 340 6709 659 per avere un consulto da Mago Varin, che in omaggio vi invierà anche la canzoncina Padroni a casa nostra, che naturalmente ha risuonato in Piazza Duomo sabato scorso alla manifestazione dei patrioti. Non sto scherzando. Ditemi se la Silvia Salis non sarà il prossimo leader di centro-sinistra. Bagna il naso a Conte, ci vuole poco, ma soprattutto secondo me mette d'accordo molta gente. Cacchiolina, non mi piace questa cosa, cioè mi piace nel senso che è una bella persona e tutto quello, però questa si fa votare. Tu dici sì, sta roba di insegnare il sesso già ai bambini piccoli a scuola non è quello è vero, anche quello. Ditemi la vostra, signori, lo sapete, la cosa più bella di questa radio è che potete già entrare in onda inviando un WhatsApp al 340 6709 659 e la facciamo solo noi questa roba. Sulle altre radio dovete soltanto sopportare la rassegna. Rassegnati alla rassegna. Attenti al quotidiano L'Unità. Quanto costa l'unità? 1,50 euro, signori, per insultare la Meloni? Qualcuno secondo me li spenderebbe. Attenzione al titolo: il grande imbroglio. Piero Sansonetti, lo amiamo, Sansonetti, lo sappiamo, non vedi l'ora di tornare la sera alle 20:30 su Rete 4, ma dopo questa prima pagina vuoi che non ti invitano stasera? Il grande imbroglio, un altro decreto per salvare il decreto è scritto in rosso, e tenersi la legge Ku Klux Klan. Wow! Piero Sansonetti, 5 righe, non di più. No, sto campionando. Giorgia Meloni alla fine ha capito che il Presidente della Repubblica non le firmerà mai la conversione in legge del decreto che noi abbiamo definito il decreto Ku Klux Klan. Vabbè, dall'Unità cosa ti potevi aspettare? Perché è chiaramente ispirato dall'ideologia del movimento razzista americano e ai principi della remigration, che è la forma moderna del vecchio razzismo americano, quello contro il quale combatté strenuamente il presidente repubblicano Abramo Lincoln. Perché Mattarella non può firmare? Semplicemente perché un decreto ispirato alle idee del Ku Klux Klan e che fa strame, si dice così, no? Parlano così all'Unità dei principi più elementari dello Stato di diritto, e in particolare del principio del diritto inviolabile alla difesa, non ha nemmeno l'ombra di un provvedimento costituzionale. Oltretutto in questo caso non solo si viola il diritto alla difesa, violato certamente con l'emendamento sulla tangente da pagare agli avvocati filogovernativi, ma già violato con la riduzione del gratuito patrocinio, ma si introduce un elemento di vera e propria corruzione degli avvocati. Applauso all'Unità. È corruzione agli avvocati, che vengono, quindi sono corrotti anche quando si battono strenuamente per farcelo rimanere qui l'immigrato, nonostante non ci possa restare. Siete corrotti comunque.
Va bene, mi fermo perché troppo Sansonetti fa male alla colazione. Attenzione però, sempre sul quotidiano L'Unità, oggi da collezione per voi che odiate la Meloni, gli insulti russi alla Meloni, signori, in esclusiva sul quotidiano L'Unità. Puttana, ha tradito Trump. L'hanno scritto. Il conduttore TV russo Vladimir Soloviev, vicino a Cremlino, insulta la premier in diretta. Lashline, vedi però il contraltare l'ha messo, offese inaccettabili, solidarietà a Georgia, Tajani convoca l'ambasciatore, eccetera, eccetera. Però il sassolino nello scarpone, quelli dell'Unità se lo sono tolti. Almeno un quotidiano ha insultato la Meloni, ma non è colpa dell'Unità, è stato Soloviev. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ragazzi, se volete rilassarvi la mattina, avete bisogno di un risveglio, eccetera, chiedete a Alexa, visto che ormai cominciate ad avere in tanti in casa sta cacchio di Alexa. Alexa, mettimi la musica di Giovanni Marradi. Questo ha 120 album in giro, ne ha venduti tantissimi, ha un pubblico incredibile su internet, ti fa gli auguri, ti fa i concerti, se vuoi, a pagamento certamente, online.
è un personaggio particolare, secondo me, che va conosciuto ed è assolutamente sconosciuto, come è giusto che sia, perché se ascoltate questa radio avete voglia di cose diverse che non vengano riprese su altre radio perché censurate, perché non sono abbastanza famosi per loro, perché non pagano, diciamo la verità. È Giovanni Marradi, questa era Infinì, trovate facilmente tutto quanto vi dicevo su YouTube, su tutti i social. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno, non è un buongiorno perché arrivano già brutte notizie in apertura di giornata a Catanzaro, donna si getta dal balcone con i figli, muoiono lei e 2 bambini. Una è grave e mai come in questo momento anche psicologicamente, sai, penso che siamo un po' tutti turbati da una parte da queste brutte notizie, dall'altra certamente da quelle non belle che accadono a livello internazionale. Trump comunque ha esteso la tregua, quindi siamo ancora in tregua, bisogna adesso decidere di farli ritrovare a parlare Trump con gli iraniani, perché i falchi di Teheran dicono subito è una trappola. Stiamo a vedere. Intanto, come vi dicevo, per chi vuole prenotare le vacanze, la notizia che arriva dall'Unione Europea non è bellissima. Per i viaggi cancellati sarà rimborsato solo il biglietto. Lufthansa taglia 20.000 voli, quindi non ci sarà nessun risarcimento. Questa è la notizia che campeggia un po' su tutti i giornali. Ma vediamo un po' cosa dicono i nostri ascoltatori delle notizie, perché ne stanno arrivando tantissimi di WhatsApp al 340 6709 659 sugli argomenti più vari e variegati. C'è ad esempio Mattia da Padova che scrive: purtroppo come i sindacati portano in piazza le persone per contare i voti del PD, dopo Vannacci il Matteo è stato costretto. In Italia qualsiasi ramo politico incapace, corruttibile, autoreferenziale, un'industria KO, un settore terziario di trasporto e servizi alla canna del gas, una società priva di identità suddita. Qui non ci vuole Mussolini ma Satana. Mattia da Padova, una colazione potente la tua. Buongiorno Sammy, Kamala Salis, a proposito della copertina su Vanity Fair, questa altra pifferaia Pride, Meloni 2, avidità, vanità, brutte bestie. Fatto sta, caro ascoltatore, che su Vanity Fair la Silvia Salis ci fa una gran bella figura e te l'ho detto, a me politicamente fa parecchio paura, perché l'Ashline cioè in confronto tu dici dal punto di vista estetico, forse non soltanto, diciamo che l'Enalterrop, tu dici ma tanto a sinistra vogliono di nuovo Prodi o faranno Gentiloni il nuovo candidato? Gentiloni, io faccio il tifo per Gentiloni, ragazzi, l'allegria fatta persona. Andate in un souk arabo per comprare un tappeto, così imparate come trattano gli arabi e come ci vedono. Di prendere in giro e mentire agli infedeli è giusto e poi vogliamo trattare con l'Iran? Governo Meloni e decreto sicurezza. Vedremo se dopo l'approvazione si cambierà la clausola, cara Mattarella. Calando le braghe ancora una volta. Speriamo di sbagliarci e dare un segnale di forza al Colle. A Maurizio, non è che possiamo contraddire il Presidente della Repubblica. Faremo dei piccoli cambiamenti. L'insulto del bamba russo è una medaglia. Meloni forever, dice Emilio. Mi mandate per favore la canzone Padroni a casa nostra? Lo so che la vuoi e l'avrai, certamente, un po' di pazienza. Le fusioni di Meloni nell'accogliere Zelensky sono nauseanti e incomprensibile l'aiuto che l'Italia continua a dare all'Ucraina. Sì, perché poi oggi sui quotidiani si cerca anche di capire le motivazioni dell'arrabbiatura del tizio lì russo. Da una parte perché la Meloni ha nicchiato sul gas russo e questo non è male. Cioè non è male nel senso che è un colpo, perché Salvini, lo sapete, in questi giorni aveva detto più volte forse è meglio che riapriamo i rubinetti al gas russo, siamo nella merda, e quindi
basta, gas russo non se ne parla. Dall'altro abbiamo detto no a Trump, ragazzi miei, e questa cosa fa specie. Infatti oggi sul Corriere, tra poco vi leggo Gramellini che dice un po' strano comunque sta Russia che si arrabbia perché abbiamo trattato male Trump, C'è ancora la questione ucraina. Sì, perché proprio in queste ore, mentre vi parlo, quanti sono 90 miliardi che gli prestiamo all'Ucraina, che chiaramente ce li ridarà indietro, e anche questa roba, insomma, ci siamo capiti. Forse è per questo che la Russia ci sta dichiarando guerra, almeno verbalmente, ridendo e scherzando. Speriamo che oggi, pensa se oggi Putin prende le distanze dal suo Anchorman. Varin, aia, questa è la mia prof di matematica che mi scrive. Varin, oggi sei il top, manipoli le notizie e gli articoli in una maniera incredibile. Davvero? Grazie. Ogni tanto ti sento, ma non sei mai andato così. Comunque il decreto è stato corretto e la norma avvocati sparisce, ma tu silenzio, ok? Per favore, non mandarmi nessuna canzone o video, grazie. Aspetta che te la mando subito, Francesco. Mi dovete scrivere queste cose. Chiaramente è un invito a nozze. Te la mando 20 volte. No, scherzi a parte, voi che mi state scrivendo WhatsApp, aspettatevi chiaramente la canzoncina Padroni a casa nostra. Che la vogliate o no, ve la cuccate. Poi decidete, o la mandate al vostro amico comunista, ma anche di Forza Italia, più o meno la stessa cosa, oppure la cancellate. Ma una canzoncina carina, la versione di un minuto vi mando, quindi non occupa tanto spazio. C'è anche il video che fa vedere la bellissima maglietta con scritto Padroni a casa nostra, stupenda, che io ho regalato ai miei figli e che chiaramente appena arrivo a casa me la metto. Anzi, veramente dovrei averne qua anche una, me la metto tra poco, così mi vedete in radiovisione. Sto esagerando, dice il nostro Francesco, non lo so, ma io ritorno comunque sui quotidiani ed è il momento di fare sul serio. Abbiamo visto qualche prima pagina, vi ho fatto divertire. Il quotidiano L'Unità è quello coraggioso che lo scrive: puttana, ha tradito Trump, virgolettato, non sono mica pensieri del quotidiano L'Unità, però un premio al quotidiano L'Unità che ha avuto coraggio di dire cose irripetibili, diciamolo, irripetibili. Andiamo sul quotidiano Il Corriere, solo per leggervi la pernacchia di Massimo Gramellini, che oggi se la prende con Soloviev, ascoltando Vladimir Soloviev, strillone dello zar omonimo, mentre all'ombra di un microfono fallico, Sciorinava, cioè, anche il mio è fallico? Cioè, ditemelo, che lo cambio subito, cioè se sono con altre forme, cioè almeno uno ha le sue preferenze. Posso scegliere il microfono, che forma di microfono, cosa c'è da guardare? Cioè non ho capito, c'ha il microfono fallico. Shorinov Soloviev sciorinava una serie di insulti sessisti in italiano all'indirizzo di Giorgia Meloni, perché lui ha le ville in Italia, nel comasco, già, o quel che ne rimane, perché pare che gliene abbiano fatte di tutti i colori in questi mesi, così vorrà pure l'indennizzo. Bene, mentre sciorinava in italiano all'indirizzo di Giorgia Meloni tutti questi epiteti, Massimo Gramellini ha pensato: questa voce non mi è nuova, ho chiuso gli occhi e l'ho riconosciuta, era identica a quella del tenente Kessler nel film I due marescialli, quando a metà del suo comizietto nazista viene interrotto dalla celeberrima pernacchia di Totò. E infatti si intitola La pernacchia, l'editoriale nel caffè di Gramellini. La stessa inflessione insolente e metallica, lo stesso disprezzo maltrattenuto di chi considera gli italianuzzi nient'altro che una manica di traditori. L'esercizio di stile del gerarca russo insiste proprio su questo. Meloni merita una gragnuola di apprezzamenti scurrili perché ha osato voltare le spalle a Trump, al quale aveva precedentemente giurato fedeltà. In sostanza, il tenente Soloviev accusa la premier italiana di non avere sostenuto gli americani contro il regime iraniano
che è sostenuto dai russi. Ma da russo non dovrebbe esserne contento? C'è da farsi venire il mal di testa, scrive Gramellini, ad averne una. Come se il comitato d'affari su cui Trump e Putin sono gli azionisti e solo abbiamo un solerte funzionario avesse ormai oltrepassato non solo i limiti della decenza, ma anche quelli della geopolitica. Adesso ascolteremo reazioni indignate e Salvini e Conte dovranno smettere per un po' di prendere lezioni di russo. Ma la verità è che l'unica replica all'altezza della situazione andrebbe affidata a Totò. Signor Tenente? Quanto ci manca? Gliela facciamo una pernacchia solo, Viev? Direi di sì, e intanto però il gas russo deve aspettare, lo so, va bene. Dai, sul Corriere solo per un attimo. Lo scudo del Colle, indignazione, la reazione bipartisan della politica e anche da sinistra. In questo last line devo dire ci sta stupendo, siamo stupefatti e siamo contenti comunque che quando c'entri tutta l'Italia si esprima solidarietà. Poi adesso non lo so, quelli di sinistra. La russa inaccettabile, Schlein oltraggio al paese e Lupi, nuovo sindaco di Milano, loda l'unità della condanna. La nota di Massimo Franco, non ve la leggo ma potete immaginare, l'attacco spiazza la Lega ma puntella Palazzo Chigi. Ok? Naturalmente poi si ritorna sul personaggio. Oggi tutti i quotidiani parlano di questo tizio, volgarità e provocazioni, che era stato intervistato su Rete 4 tempo fa, vi ricorderete, un'intervista che aveva provocato polemiche perché vai a intervistare il nemico, il mini oligarca, megafono di Putin con la villa a Como. Per lui la Crimea, era ucraina, poi le lodi allo zar. Paginone su questo argomento, siamo sul Corriere. Il Corriere è anche l'unico che va a intervistare la professoressa sospesa a Venezia, di cui io non mi sono occupato più di tanto perché alla fin fine è stato tra virgolette uno scherzo, a pagina 22 oggi del Corriere. La ciocca tagliata agli alunni, uno scherzo, ma ho sbagliato. Venezia, la prof sospesa, in classe faccio un po' di teatro, con i ragazzi serve. Sono una persona inusuale, cerco di catturare l'attenzione dei ragazzi e di stimolarli, il rapporto con loro mi piace tantissimo, ma andrò presto al mare. Fatto sta che poi si è scusata, anche i ragazzi si sono scusati, loro l'hanno presa come uno scherzo, questo fatto che ha tagliato le doppie punte, con me farebbe un po' di fatica a trovarle, però loro sono stati allo scherzo, a quanto pare qualcuno non è stato allo scherzo, ha spifferato tutto e la prof è stata sospesa e l'ufficio scolastico regionale ha avviato un procedimento. Ne parla oggi solo il Corriere. Sulla famiglia nel bosco ritorna il Corriere e anche altri quotidiani perché si allontana l'ipotesi di un affido esclusivo a Nathan. Dal primo giorno, io ve l'ho detto, ce la stanno rovinando questa famiglia del bosco e stanno rovinando soprattutto questi ragazzi. Mollo il quotidiano Il Corriere e adesso a questo punto sono molto indeciso. Sì, perché c'è bella roba su vari quotidiani. Ne volete uno che vi faccia bene o uno che vi faccia male? Chi sta pucciando il biscotto nella colazione o chi sta guidando in coda sul ponte della Ghisolfa? Cosa preferite? Il Fatto Quotidiano, capito? Bene, anzi male, gusti di merda. Il Fatto Quotidiano di quest'oggi, in centro pagina, incartati sull'ennesima legge scritta con i piedi. Ma attenzione, per la prima volta da quando io porto avanti questa rassegna stampa, io apro il Fatto Quotidiano. Faccio finta di aprirlo perché ormai i giornali non ci sono più, che è un bene, perché un tempo ci sporcavamo le mani in maniera assurda con l'inchiostro, era una roba pazzesca, c'erano i segni dell'inchiostro dappertutto. Ho aperto per voi il Fatto Quotidiano, ma che bontà, ma che gustino questa carta qua, poi lo usiamo, chiaramente abbiamo il camino di là in redazione, no? La destra si incarta sulla sicurezza, ok? Sappiatelo. Non voglio che stiate male però, cioè
stanno facendo tutti una faccia. E vabbè, ma solo per oggi leggo il Fatto Quotidiano, non diventerà una... Piuttosto la Repubblica mi stanno già scrivendo, ma non il Fatto Quotidiano. Ok, ma c'è l'intervista a Claudio Borghi. Meloni umilia le Camere, nuovo decreto, ma resta il bonus rimpatri, rissa Lega Fratelli d'Italia. Questo è il Fatto Quotidiano, quindi te l'ho detto, è molto peggio di Repubblica, non va preso con... ma ancora di più. L'intervista a Claudio Borghi, andiamo direttamente qua. Mattarella non può intervenire così, parliamo del decreto sicurezza, ne parliamo anche alle 8.45, arriva il senatore della Lega Paolo Tosato, ma giustamente per quelli che poi mi spengono, magari mi riaccendete più avanti, lo sapete, sul sito di Radio Libertà, nel podcast trovate questa rassegna stampa e tutte le altre trasmissioni, ma anche su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier, ogni giorno c'è questa rassegna stampa, quindi ve la potete risentire nel pomeriggio, la sera, così da sapere quelli che sono gli argomenti principali di cui discutere. Non vi annoio con menate, non vi meno il torrone su argomenti triti e ritriti, la guerra, non la guerra, cosa ha detto oggi Trump, no, state tranquilli. Mattarella non può intervenire così, bene il rimpasto, Salvini al Viminale. Musica per le nostre orecchie. A parlare Claudio Borghi Aquilini, che ospite su questa radio il martedì sera con Antonino Danna. Un presidente della Repubblica non dovrebbe intervenire sui singoli emendamenti. Frase di Claudio Borghi. Senatore Borghi, qual è la ratio? È un provvedimento aggressivo, ma a mali estremi, sta parlando del decreto sicurezza, roba buona ragazzi, ma a mali estremi, estremi rimedi. Oggi i clandestini hanno un finanziamento indiretto da parte dello Stato con il gratuito patrocinio. L'idea ora è quella di rimborsare gli avvocati per aiutare il rimpatrio. Fratelli d'Italia, scusate, ma mi va giù la voce, lo so, cioè, leggere il Fatto Quotidiano è per me una cosa, lo so, ma oggi devo farlo, lo devo fare perché c'è Claudio Borghi e non posso non leggerlo. Fratelli d'Italia dice che la norma è voluta dalla Lega, è vero? Chi ha più a cuore la questione dei rimpatri siamo noi, risponde Sornione Borghi. Mattarella però ve l'ha fatta cambiare perché la riteneva incostituzionale. È normale? Se le cose si svolgessero secondo il dettato costituzionale, il Presidente non dovrebbe intervenire sui singoli emendamenti, potrebbe decidere di non firmare il decreto e la maggioranza rimandarglielo indietro pari pari. A quel punto sarebbe obbligato a firmare, ve la ricordate? L'abbiamo studiato, certo, anche nei corsi per diventare giornalisti. Io l'avrei fatto, ma siccome firma non c'è questo problema. Però vi è imposto la correzione con un decreto. Vedremo, lo leggeremo, dovrà passare dal Parlamento, non escludo che anche quella sarà modificata. Ma perché il Colle se ne è accorto 3 giorni dopo? Chi lo sa, il clamore mediatico? Come giudica l'intervento del Colle? Sono 2 legislature che sento dire che dà parere contrario agli emendamenti, ma non si può. Alla fine, lo sapete, lui deve firmare. Vede una manovra per colpire il governo in un momento di fragilità? Risponde Claudio Borghi Aquilini. L'entourage del presidente è di sinistra. Il consigliere alla difesa, che fu ascoltato a manovrare contro Meloni, è un ex PD. Ve lo ricordate, vero amici? Come la pensano non mi stupisce. Diciamo che Mattarella è consigliato male, va bene come frase, ma c'è un obiettivo politico contro il governo? Chiede il Fatto Quotidiano Claudio Borghi. C'è una precisione chirurgica della sinistra per preservare l'elezione del Presidente della Repubblica. Già, perché sanno quanto è importante, la sinistra fa bene i propri conti. E qual è la soluzione? Spero e credo che nel 2029 un presidente non di sinistra faccia bene al paese. Ragazzi, ve lo devo dire io, cioè c'è un motivo per cui dico a leghe, mica leghe, robe.
bisogna stare uniti, perché il prossimo Parlamento, quello che si vota tra un anno, sarà quello che dovrà eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Allora, prima di tutto bisogna trovarlo un Presidente della Repubblica e non è così semplice. Secondo di tutto, il problema è che se lo troviamo sarà di sinistra. Terzo di tutto, è il caso che magari lo troviamo non di sinistra, sarebbe la prima volta. O è Natale tutti i giorni o ci facciamo pigliare di nuovo per il culo. Questo caso ha fatto tornare i riflettori su Piantedosi, scrive ancora il Fatto Quotidiano. C'è la possibilità che Salvini torni al Viminale prima di fine legislatura? Vedi che c'è il motivo per cui oggi ho letto il Fatto Quotidiano rovinandovi la mattinata. Sentiamo la risposta di Claudio Borghi. Senza nulla togliere alle qualità indubbie del prefetto Piantedosi, penso che questa legislatura sarebbe stata più efficace se ci fosse stato Salvini al Ministero dell'Interno. L'operato del governo sarebbe stato migliore. Sappiamo che gli è stato impedito proprio da Mattarella. Se Matteo domani andasse al Viminale ne sarei felice, la possibilità c'è sempre. E voi che ne pensate, amici? Ne sareste felici? Salvini al Viminale? 3406709 Ma per fare un rimpasto dovete sostituire Piantedosi. Lui è d'accordo? Considerare un ministero un ruolo privato non farebbe bene a nessuno. E Piantedosi, che è un grande uomo di Stato, lo sa bene. L'ipotesi del rimpasto c'è e nella natura delle cose è una possibilità. Claudio Borghi Aquilini, oggi intervistato dal quotidiano Il Fatto Quotidiano. E adesso come minimo devo andare per forza su un giornale. Scusami, no, adesso devo stare ancora sui giornali di sinistra. Dove vado? Oh, che peccato, è quasi finito il tempo. Dobbiamo fermare la rassegna. Andiamo sul Libero. Andiamo sul Libero e vieni avanti Cremlino. Anche questo è bello come titolo. Lo sgherro di Putin insulta la Meloni, ma soprattutto, ve l'ho detto, la copertina di Vanity Fair. Allora, oggi veramente voi amici di sinistra non avete che l'imbarazzo della scelta. Se andate in edicola, sono 2 le riviste da comprare. Su Vogue c'è Ellis Lane, ieri. Oggi su Vanity Fair c'è Silvia Salis. Capite che vi rifate le copertine, i poster che avete appeso nella vostra stanza comunista. Ci sta. Chiaramente se avete una fidanzata, un amante o semplicemente un vicino comunista che compie gli anni, gli fareste il regalo più bello della sua vita. Oggi comprate Vogue e Vanity Fair. Chiaro che la Salis su Vanity Fair è una notizia e soprattutto è una notizia, ripeto, vuol dire che fa paura che Libero la metta in prima pagina e la foto è anche bella e ve lo dice Sammy Varin, noto gay padano. All'interno, pagina 2 di Libero, rimpatri, Meloni tira dritto, norma di buonsenso, un decreto per le modifiche e vedi ti spiega tutto Fausto Carioti, confermato il contributo per gli avvocati che assistono gli immigrati disposti a tornare in patria. Ma la platea si allarga e chi segue le pratiche di chi non riparte a chi segue le pratiche. Quindi la platea sarà più grande, d'accordo? Salvini sul ruolo del Colle, ecco l'offesa del Colle secondo il Fatto Quotidiano, ve la leggo, guarda che sono parole veramente pesanti e dure, peggio di quelle di Soloviev che rob lì, ormai mi aspetto di tutto. Un'offesa grave quella di Salvini al Colle. Salvini sul ruolo del Colle, ormai mi aspetto di tutto. Attenti a come parlate, che dite una roba del genere, è un'offesa al Colle. Paginone quest'oggi sul quotidiano Libero sulla questione rimpatri, ma vi ribadisco e vi disco riba, alle 8:45 ne parliamo, perché nel cui Parlamento arriva il senatore Paolo Tosato
In taglio basso, da gennaio gli sbarchi in Italia sono calati del 41%, tanto per. Quest'anno 7.600 arrivi, nel 2025 erano 13.000. Tra le nazionalità di provenienza c'è in testa il Bangladesh, che è quello che funziona meglio, è anche sicuro, e vengono tutti qua. Ma guarda un po', un tempo andavamo noi a cercare lavoro in Bangladesh. Misteri, apparizioni, sparizioni. È il caso di ritornare a parlare di remigrazione anche oggi. E la sinistra occupa l'emiciclo, una forzatura mai vista. Avete visto ieri la bagarre a Montecitorio? I deputati dell'opposizione guidati da Schlein e Conte protestano davanti ai banchi del governo. La leader Dem: stiamo facendo muro contro muro e continueremo. Insieme alle altre opposizioni stiamo facendo muro contro il pessimo decreto sicurezza. È una forzatura mai vista, un pasticcio istituzionale enorme, o ce l'hanno con sto pasticcio. L'ultima dei Dem, e questa ve la devo dire, gli diamo la cittadinanza a chi aiuta la giustizia. No, è giusto, perché cioè, noi abbiamo qualche altra ideuzza, poi vi leggo quella di Zoffili, e loro hanno questa, una proposta di legge per agevolare gli stranieri che denunciano reati, ok? E quindi cambiamo un attimino, è l'articolo 9,2 della legge 92 del 5 febbraio 92, infatti alla voce del comma 2 possiamo leggere: con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concreto con il Ministro degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando rincorra, lo straniero che rincorre, un eccezionale interesse dello Stato. Ok? Quindi se uno fa, ed è successo, ne abbiamo letta la notizia, fa una cosa encomiabile, gli diamo la cittadinanza italiana. Bene, anzi male, nella volontà del PD basterà presentarsi con regolare denuncia per avere una corsia, ma si fa l'autodenuncia? Ho salvato la vecchietta? No, denuncia i carabinieri. Per avere una corsia preferenziale verso la nazionalità italiana, capito? Cioè, chi aiuta la giustizia a fare qualunque cosa, lo fai diventare italiano. Scusa Francesco, non riesco più a proseguire. Puoi mandare la pubblicità. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione tende ad aumentare, ma il tempo resta ancora molto instabile su parte del nostro paese. Nelle prossime ore cieli regolarmente nuvolosi con rovescio temporale al nord-ovest e localmente al centro-sud. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni, soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40
408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tu sei l'antidoto ad un veleno silenzioso. Molti dicono che il tempo corre, però io gioco d'anticipo. Scappiamo a Mykonos, ma mi va bene anche Gallipoli o il Bar Royal. Ma le trovate poi le stelle? Io le ho trovate ma le ho perse, perché in quel posto dove non sono voluta stare mai e per sempre. Tu sei il mio grigio, ma conoscevo solo il bianco e il nero e litigo con la paura di chi ero. Ma tu dimmelo che non è un caso se noi siamo un bel caos, con i miei demoni che fanno ciao. Ma le trovate poi le stelle? Io le ho trovate ma le ho perse, perché in quel posto dove non sono voluta stare mai e per sempre. Ma le trovate poi le stelle? Io le ho trovate ma le ho perse, perché in quel posto dove non sono voluta stare mai e per sempre. Ah, però, che pezzettino di canzone! Si intitola Le Stelle, questa canzone di Raffaella Roccasecca si chiama. Ecco cosa succede quando perdi la fiducia nell'amore e nel prossimo, cosa che purtroppo ci accade, è vero. Cantautrice, direttrice artistica di molti eventi nella sua terra, il Salento. Bella questa canzone intitolata Le Stelle. Scrivete semplicemente Raffaella e vi appare su tutti gli store digitali. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, sono Sammy Varin, sono le 8:38, vai in cucina pure a fare il risotto, ma a qualunque ora mi stiate ascoltando, questa è la nostra rassegna stampa, un prodotto che non esiste nella radiofonia italiana,
quotidiana, perché non è paludata, non è seria, leggo i vostri WhatsApp, più avanti sento anche le vostre telefonate in diretta, cioè una roba del genere. Chi vuoi che la faccia? La faccio io. E chiaramente, a proposito di WhatsApp, ne stanno arrivando tantissimi al 340 6709 659. Anche se ci seguite in differita, scrivetemi tranquillamente, perché il primo speaker che entra in onda vi legge il messaggio. Anche le previsioni del tempo sono espresse in linguaggio politicamente corretto. Che schifo! Marco, curati, guarda che ormai lo psicologo ce lo paga il PD, stai tranquillo, vai dallo psicologo. Non si può non andare dallo psicologo oggigiorno, un tempo era moda, adesso ci vanno tutti cani e porci, non gli vanno bene neanche le previsioni del tempo. Un tempo avevamo le previsioni del tempo padane, cioè facevano le previsioni solo qui al nord con la T finale. Alla fine, senti, questa radio si sente in tutta Italia. Nel DAB chi viaggia, ragazzi, è una pacchia. Senza usare internet, schiacciate DAB sulla vostra autoradio e ci ascoltate in tutta Italia. Non è roba da barboni, è roba da ricconi, perché fin dai tempi di Radio Padania ci siamo entrati tra i primissimi, insieme a RTL, abbiamo scelto questa banda DAB che costa molto meno, si sente meglio come qualità audio ed è anche ecologica. Sappiatelo voi sinistrorsi, è ecologica, perché con un solo trasmettitore si possono trasmettere tantissime radio. Vi devo spiegare tutto? Facciamo a meno. State ricevendo decine di messaggi da parte nostra, perché vi ho inviato il video, la canzoncina di Padroni a casa nostra. Se poi volete la versione extended, la cercate su Spotify, i giovani della Lega l'hanno messa. Non brontolate che ve ne sto inviando una ogni giorno. Guardate che mi offendo. Se brontolate io mi offendo, sappiatelo. La sto inviando a tutti quelli che mi scrivono ed è un premio. Ma dovete essere contenti di sta cosa. Rido. Vediamo un attimino un po' di WhatsApp. Non so quale scegliere, perché me ne state dicendo di tutti i colori. Bla bla bla, quando il governo da Draghi, Conte e Meloni con i loro soldi rubati a noi cittadini ci restituiranno gli euro regalati a chi si fa di cocaini e caga nei cessi d'oro, quando gli assassini del vaccino saranno messi al muro e fucilati. Questa è gente appunto che fa colazione con le bombe a mano. Ok, benissimo. Azerbaigian, sventato attentato iraniano all'oleodotto perché nel mirino c'è l'Italia. Ok, sempre siete particolarmente estrosi questa mattina. Sto cercando l'insulto del Bamba è una medaglia, Meloni forever, scrive quest'altro. E poi ancora WhatsApp, Padroni a casa nostra, dopo le elezioni 2027 ho paura che saranno i nuovi italiani i padroni. Questo porta sfiga, perfetto. Ma cos'è questa spesa che dobbiamo affrontare noi cittadini di 1.188 euro per l'abbonamento di Sky per lo sport a Salvini? Oh, anche voi avete letto questa fake news, ragazzi miei, Cioè, è roba da vergognarsi a pubblicarla, ed è il caso magari che qualcuno spieghi, che metta una bella rettifica sui giornali, eccetera, ma giustamente non ci siamo neanche posti il problema, perché è una cavolata. Ancora, buongiorno, le manifestazioni bene, ma senza bandiera di Hamas o multicolore, solo bandiere delle destre. Salvatore, ma tu ci scrivi dalla Germania, è logico che ci scrivi queste cose. Varin, anche quest'altro dice oggi sei il top, manipoli le notizie e gli articoli in maniera incredibile. Semplicemente vi leggo i quotidiani, ragazzi, veramente. Semmi, bravo il centrosinistra a dare solidarietà dopo i giudizi di TV russa. Li avete mai sentiti dire altrettanto quando gli stessi epiteti e bruciare foto ed appendere pupazzi del governo a testa in giù avvenivano nelle loro manifestazioni nazionali? È vero, interessante. Male Solovyov, ma quante ne ha dette la TV italiana su Putin? Assassino, pazzo, mostro, eccetera. Sì, Roberto, la verità è che ormai non ci stupiamo più di nulla. Qui c'è gente che comincia a pensare di uscire e comprare Vanity Fair, vuol dire che apprezzate. Ho detto che è pericolosissima questa Salis, non l'Ilaria, la Silvia,
è molto pericolosa. Il fatto che quel giornalista russo parlato l'italiano non ha prezzo. Deve darsi una calmata la Meloni, non dire che non tiene conto delle opinioni degli italiani, perché gli italiani sono il suo popolo. Vuoi vedere che salteranno fuori anche dei conti correnti esseri nascosti? Ma quando la Meloni bacia a lingua, in bocca Zelensky in diretta TV, che figura fa? Queste cose le vedono anche in Russia, e lo sgherro di sinistra Parenzo non ha detto delle porcate contro lo sgherro del Cremlino? Guardiamo sempre quello che fanno gli altri, ma quello che facciamo noi va sempre bene. Ma voi pensate davvero che gli immigrati si fanno la spia tra di loro? Se riguardo naturalmente quella proposta del PD, ma no, ma mica fanno quella spia, nel senso che a volte gli immigrati, che ne so, sventi una rapina, ecco, gli diamo la cittadinanza italiana. Scusa, ma non si può togliere direttamente il gratuito patrocinio? Io lo prendo da sempre, via tutti i soldi all'immigrazione. Ciao Silvio da Torino, lo prendo, lo penso, ok, lo pensi. Che cosa pensate voi ragazzi? Oggi stiamo pensando veramente di tutto, soprattutto su questo decreto sicurezza. Vogliamo saperne di più? E allora, fermi tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che ospita volentieri il senatore della Lega Paolo Tosato. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oh ragazzi, e qui ci stiamo divertendo Paolo oggi con i titoli dei quotidiani, di tutto di più, chiaramente poi abbiamo riso anche perché l'Unità, c'è poco da ridere, è stato l'unico che ha pubblicato anche le parolacce verso la Premier, e sai, qualcuno ne approfitta anche, tanto non l'ho mica detta io, l'ha detto il russo e quindi scherziamo, però l'argomento invece che teniamo un attimo a spiegare è quello che riguarda il pasticciaccio brutto, così lo indicava ieri il quotidiano Il Manifesto, e oggi un po' tutti gli altri lo chiamano pasticciaccio, tanto che ieri la Meloni ha dovuto dire non è un pasticciaccio. Parliamo del DL sicurezza. Che cosa contiene? Alla fin fine ce la facciamo, lo mandiamo avanti ugualmente, poi ci saranno degli aggiustamenti perché scade il 25, decade, quindi non si può farlo decadere. Ma perché tutta questa polemica? Cosa contiene di così terribile questo decreto? Lo dico subito, tanto caro alla Lega. Paolo Tosato, qual è la polemica? Ieri addirittura hanno preso i banchi del governo, hanno fatto su casino anche lì. Che cosa sta succedendo? Perché tutto sto casino secondo te, Paolo? Ma innanzitutto quello che noi stiamo registrando qua a Roma è che c'è un prima referendum, prima del referendum e un post referendum, nel senso che prima l'atteggiamento delle opposizioni era critico, ostruzionista su molti provvedimenti, ma nei limiti, diciamo, della ragionevolezza. Dopo la sbornia del no al referendum, la sensazione è che l'aggressività stia diventando dilagante su ogni provvedimento, in ogni commissione, in aula, nelle dichiarazioni, come se il risultato referendario abbia spianato, diciamo, la vittoria anche alle prossime politiche del centro-sinistra. È ovvio che non è così, però qualcuno dovrebbe spiegarlo a coloro che hanno iniziato questa azione, diciamo, di blocco dell'attività, di tentativo di blocco dell'attività parlamentare. Il mandato della maggioranza e del governo si esaurisce nel 2027, fino ad allora abbiamo pieno titolo e il dovere morale di governare, di approvare i provvedimenti che noi riteniamo utili per il Paese e per le nostre comunità. Sul tema sicurezza da sempre ci sono posizioni diverse tra centrodestra e centrosinistra. Noi puntiamo sul fatto che dobbiamo limitare l'ingresso dell'immigrazione clandestina, ma poi rendere anche possibile l'espulsione degli irregolari. Il decreto sicurezza intende, questo ultimo fra i vari provvedimenti, perché ci sono altri altrettanto rilevanti, intensificare questa attività. Uno dei temi era appunto il patrocinio degli avvocati che favoriscono
volontariamente da parte dei migranti irregolari la possibilità di rientrare nel nostro paese. Esiste in altri paesi europei, è efficace. Noi rimpatri volontari ne abbiamo pochissimi, meno di 1000 all'anno. In Germania sono più di 16.000, quindi volevamo introdurre dei meccanismi che rendessero anche un strumento più efficace. Mi sembra che la polemica sia del tutto immotivata, non c'è nulla di scandaloso, nulla di eversivo. E poi un altro tema importante è la realizzazione dei CPR, i centri di permanenza obbligatoria di espulsione, che è l'unico strumento per far sì che soprattutto gli irregolari che commettono reati non vengano rilasciati dopo aver commesso il reato, ma vengano inseriti in queste strutture per evitare che continuino a rendere invivibili le nostre strade e le nostre città. Principi di buon senso, credo, ragionevoli, sui quali le polemiche stanno a zero. Quindi diciamo che la notizia del giorno è che il governo tira dritto anche sulla questione rimpatri e quindi ci saranno delle modifiche sicuramente, ma è stato confermato il contributo per gli avvocati che assistono gli immigrati che saranno disposti a tornare in patria. E qui vuol dire anche a un certo punto che la norma è veramente, come ha detto la Meloni, di buon senso. E c'è qualcuno che tira il freno a mano? Sì, su di tutto, su qualunque cosa ormai abbiamo imparato che qualunque cosa, qualunque legge che fa il governo di centrodestra, come scrive il manifesto, è un pasticciaccio brutto. E noi, da parte nostra, cerchiamo di raccontare la verità, che speriamo sia la verità e comunque è certamente diversa da quella che scrivono gli altri quotidiani. Paolo Tosato, senatore della Lega, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Qui Parlamento. E beh, certo, è come dico sempre io, perché la verità sta nel mezzo e in questo caso sta sul quotidiano Libero. Siamo infatti su Libero, che ci sta raccontando la sua verità. Ad esempio, il motivo per cui a sinistra applaudono Sanchez. Se ne parla a pagina 4 di Libero. Nucleare e gas di Putin. L'energia di Sanchez manda in tilt il campo largo. La Schlein elogia la ricetta iberica per l'approvvigionamento elettrico, ma evita di dire che il 20% del fabbisogno è coperto dall'atomo e che a marzo Madrid ha aumentato del 124% le importazioni di metano russo. Ah, fortunati, E adesso qua in Italia mi sa che di gas russo non possiamo parlare per un po', a meno che magari oggi Putin prende le distanze da suo Soloviev dicendo basta, ha detto una cazzata. A proposito sempre di Spagna, la sanatoria pro migranti, in questi giorni sui social sono girate fotografie di centinaia e centinaia di immigrati che passeggiavano per strada andando chiaramente alla ricerca dei sussidi. Sanatoria pro migranti. In Spagna sono stati regolarizzati 500.000 clandestini. In Spagna scoppia il caos. Code di stranieri davanti agli uffici comunali. Per il nulla osta serve la fedina pulita, ma potrebbero beneficiare della norma 3.500 detenuti. Ne parla oggi solo il quotidiano Libero con Alessandro Gonzato. Interessantissimo, ma soprattutto fa una paura della miseria, perché lo sapete, avete capito, se dovesse vincere la Salis, Silvia Salis della sinistra, quella su Vanity Fair, ci riempie di immigrati. Poi lascia stare i gay, immigrati più gay, viene fuori una cosa bellissima, però la questione immigrazione in questo caso secondo me diventa molto pericolosa. Chiaro che a Napoli sono troppo avanti, soldi, sesso
e permessi di soggiorno. Vai, vai, vai. Sesso, soldi, permessi di soggiorno a raffica. Una vasta operazione giudiziaria ha scosso gli uffici comunali partenopei. Al centro dell'indagine c'è il sistema illegale di rilascio documenti dell'anagrafe a Napoli, che ha portato alla notifica di ben 120 avvisi di chiusura di inchiesta. Esisteva una vera e propria fabbrica di falsi dove dipendenti pubblici e procacciatori collaboravano per regolarizzare immigrati senza requisiti, soldi, sesso e arrivano i permessi di soggiorno. Non aggiungo altro, signori. T'ho detto, a Napoli ci bagnano veramente il naso. L'uomo di Putin insulta Meloni in TV, a pagina 7 di Libero, il caso del presentatore vicino allo zar e Mattarella che dice sono indignato. Naturalmente anche qui il ritratto, chi è il propagandista del Cremlino che vuole sterminare gli ucraini. Nato a Mosca nel 63, ha frequentato le scuole dell'elite sovietica prima di diventare imprenditore, sotto sanzioni per le posizioni su Kiev, ha 2 ville sul lago di Como, o quel che ne resta, perché qualcun altro si deve essere sfogato su queste ville. E poi a pagina 10, ragazzi, Libero oggi celebra Silvia Salis, e noi siamo tutti qua a chiederci perché, però perché guarda la foto in radiovisione, perché ha un suo fascino, capisci? Ha un suo fascino. Poi vedi che vuole insegnare il sesso ai bambini delle elementari, fa cose assolutamente di super sinistra e ti passa la voglia, è chiaro, di votarla. Silvia Salis da copertina per sfidare la Schlein, scrive oggi Massimo Sanvito sul Libero. La sindaca di Genova su Vanity Fair insidia Elli al vertice del Campo Largo. Diritti LGBT, Gaza, elogi a Meloni, così la moderata punta verso Chigi. Sono una madre cattolica sposata, ma non credo che il mio sia l'unico modello. E poi è una politica determinata, una donna che ha fatto un grande percorso, la Silvia Salis su Giorgia Meloni. Poi sulla Palestina mi sono espressa apertamente sul genocidio, non si poteva rimanere indifferenti. Insomma, oggi Vanity Fair mi sa che andrà a ruba, ma ve l'ho detto, fa paura, perché oggi l'Italia ha bisogno di un leader che sia presentabile, molto presentabile fisicamente, che abbia charme, che dica cose che possano piacere sia a destra che a sinistra. Se io vedo Luca Zaia da una parte e dall'altra in questo momento Mago Varin, mi sto concentrando, attenzione, concentratevi anche voi, chi vedete dall'altra parte nel campo largo della sinistra? Quale potrebbe essere il prossimo candidato presidente del Consiglio? Non rispondetemi Draghi, per favore. No, va bene. Monti, certo, è chiaro. Dai, vado ancora avanti oggi sul Libero. È veramente emozionante leggere il Libero. Mi sa che andrà a ruba. Pagina 11. Attenti all'idea della Lega. Antifa come i terroristi. Presentato una proposta di legge sul modello statunitense. È stato il deputato della Lega Zoffini. Violenze e sabotaggi si sono moltiplicati, bene più dure contro antagonisti e centri sociali. Se scendi in piazza con lo scopo, spesso dichiarato, di prendere a sassate le forze dell'ordine e devastare la città, se costruisci una bomba per far saltare per aria una ferrovia, non sei un antagonista o un'antifa, no, sei un terrorista e come tale devi essere giudicato. In soldoni è questo il ragionamento che ha portato la Lega a depositare alla Camera una proposta di legge che equipara questi gruppi a quelli terroristici, anche internazionali. Oggi ne parla sul quotidiano Libero Fabio Rubini, che intervista l'autore Eugenio Zofili. Torniamo per un attimo sui medici pro migranti. Ragazzi, se cercate Radio Libertà su Instagram, non vi dico quante azioni ci sono intorno a questa notizia. Ne avete scritte di tutti i colori in queste settimane. Altro stop ai medici pro migranti. La notizia, arriva da Bologna, è che fornivano certificati medici falsi
per evitare il rimpatrio di extracomunitari giunti illegalmente nel nostro paese. Si inventavano le notizie più strane e strampalate, o a volte le tacevano, nel senso che uno c'aveva la scabbia e questi non lo dicevano e quindi veniva rilasciato e ce lo ritrovavamo in metropolitana di fianco a noi. Oh, di scabbio non si muore mica, però magari è un po' di fastidietto a grattarti. Si stanno grattando i registi, buongiorno. Bene, anzi male. Per le 3 dottoresse di Ravenna la situazione processuale si aggrava ancora di più. Ieri il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato le misure cautelari interdittive della professione, sospensione per 10 mesi decise dal GIP di Ravenna per queste 3 dottoresse indagate nell'ambito dell'inchiesta sui certificati antirimpatrio. I giudici, dopo l'udienza del 16 aprile, hanno depositato la decisione con cui viene respinto l'appello delle difese. Le motivazioni saranno disponibili nelle prossime settimane. Degli 8 indagati, tutti medici del reparto di malattie infettive, avevano impugnato l'ordinanza solo i 3 che hanno la posizione ritenuta allo stato più grave. Per gli altri 5 era scattato anche qui per 10 mesi il divieto di occuparsi, come minimo, dei certificati per l'idoneità ai CPR, centri di permanenza per i rimpatri. L'inchiesta della procura è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. In pratica, grazie a quei certificati artefatti, i migranti venivano giudicati sanitariamente non idonei alla permanenza nei centri di identificazione e rimpatrio e quindi restavano nel nostro paese pur non avendone titolo. E non aggiungo altro. Famiglia nel bosco, paginone, pagina 18 di Libero. Famiglia nel bosco ancora diviso, uno dei figli che dice voglio tornare a casa. Ieri altra udienza per una vicenda ormai paradossale. I giudici hanno esaminato la richiesta di ricongiungimento presentata dagli avvocati. Per una decisione definitiva bisognerà aspettare la consegna delle perizie psicologiche. E ne parla oggi un paginone, il quotidiano Libero. In taglio basso finalmente un bel esempio civico dall'Istituto Pinchetti di Tirano in provincia di Sondrio. Studenti in gita salvano una donna da botte e insulti. Ed è una cosa bellissima, un uomo esagitato si sta dimostrando troppo violento sia verbalmente che fisicamente con la sua compagna rimasta sconvolta. Che si fa? Questi studenti fermi in un autogrill assistono a questa scena violenta. Si fa, o almeno hanno fatto loro, che una prof ha preso in mano la situazione chiamando le forze dell'ordine, ma al resto ci hanno pensato i ragazzi. La donna riesce a divincolarsi dalla morsa che la tiene stretta, forse perché il suo compagno non si aspetta una reazione del genere. Le ragazze in gita la vedono subito, l'aiutano ad allontanarsi, a mettersi in salvo, mentre i loro compagni di banco fanno un cordone senza che nessuno glielo chieda o glielo suggerisca attorno all'uomo che ancora sta imprecando. Vieni qui, ti riempio di botte. Questi lo hanno circondato e insomma per una volta è finito tutto bene. La donna è al sicuro. Quando arrivano gli agenti di polizia, lui sta cercando di scappare, ma viene fermato. Se non ci fossero stati questi ragazzi valtellinesi, come sarebbe andata? Ecco, in questo caso magari un encomio. Glielo diamo? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Now let go of everything I ever heard, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gun at you shouted, oh my God. It seems shirtless, but it's what I was owed, I suppose.
Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just grown so numb. We take whatever we can to get the reason back, so please don't rein me in. Don't rein me in. Please don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you ring like tinnitus. If I stop, it's just pain. Please don't rein me in. There's nothing brave in walking alone. Love in exile is nowhere to go, so come on home. Don't run away from my tenderness. You're so afraid of that heart inside your chest. We were doing so well, but you were scared to be held. Took the easiest way out. I see the tears of a man too proud to reach for a hand. Let my love keep you safe now. Please don't raise me in. Please don't raise me in. Now I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you ring like tinnitus. If I stop, it's just pain. Please don't raise me in. No, I'm stood here chewing every word's inside, telling everybody how much I fucked it up. Telling everybody how much I fucked it up. Roba buona, roba di qualità che non gira sulle altre radio. Sound Thunder con Olivia Dean, questa Rain Me. Da settimane al primo posto della classifica inglese. In questa versione c'è un verso in più, è già una versione con un verso in più aggiunto appositamente in omaggio alla parte vocale di Olivia Dean. Rain Me In su tutti gli store digitali, con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Ciao ragazzi, leghisti, celoduristi, patrioti, qualcun altro dice patrioti padani, ci piace, lo amiamo, ma non soltanto padani, patrioti del nord, del centro, del sud, chi ama e difende la propria terra. Avete trovato la vostra radio. Tantissimi WhatsApp al 340 6709 659. Prima delle 9:30, se riesco apro anche le linee telefoniche. Prima però sentiamo qualche voce. Ce n'è uno audio, chi sarà mai sul cursore? Sentiamo che dice. Oi Sami, buongiorno, sono Salvatore della Germania. Per quanto riguarda la Salis e la Silvia Salis, no? Criticano tanto la Meloni che ha solamente la laurea, cioè il diploma alberghiero, qua là, pippo fa, però la Salis, no, che non ha fatto ancora, non ha neanche iniziato a fare il sindaco di una città, non ha esperienza di politica, non ha nessuna esperienza di nulla, già è diventata la più grande per la sinistra, la più grande donna del mondo. Buona giornata e buon proseguimento
del programma. Ciao Grazie Sammy. caro, stare in Germania, che pacchia, no, beh, lei è già sindaca di Genova, l'esperienza ce l'ha, ha tirato il martello alla stragrande, ma ti dico, il fatto che sia stata celebrata anche su quotidiani non di sinistra quest'oggi ha fatto comunque specie. WhatsApp al 340 6709 659. Naturalmente chi mi scrive avrà in omaggio la canzoncina Padroni a casa nostra corredata di video. Se poi volete la extended version, tranquillamente trovate tutto quanto su internet. I giovani della Lega si sono dati da fare. Bravo il centro-sinistra a dare solidarietà dopo i giudizi di TV russa. Li avete mai sentiti dire altrettanto? Lo so, quando appendono i pupazzi eccetera eccetera, è vero. Male solo Job, ma quante ne ha dette la TV italiana su Putin? Vero anche questo, ragazzi miei. E poi ancora, vediamo un po', riguardo agli insulti del giornalista russo. La Meloni non è stato sicuramente educato, però mi spiace per lei, è quello che si trova nella maggioranza dei commenti sui social. Lei li legge mai? Gli italiani sono stanchi del suo orientamento politico tutto pro-Zelensky e la rottura con Trump è dovuta proprio alla volontà di Trump per una pace russa-ucraina, ma lei, sempre in difesa di Zelensky, non vuole che, come in tutte le guerre, il vincitore decida e non il perdente. I concetti del giornalista sul suo cambiamento di posizione su quasi tutto, insulti a parte, li approvo pienamente, ci scrive l'Ombretta. Leggi pure il Falso Quotidiano, tanto chi è intelligente sa benissimo che ciò che dice è esattamente il contrario di ciò che è la realtà. E ancora, ma perché Sansonetti, che è quello che oggi pubblica anche le parolacce per la Meloni, quelli dell'Unità si sono tolti un sassolone dallo scarpone, ma perché Sansonetti non se li porta tutti a casa sua, si occupa di tutti i malanni cronici, li educa a una vita civile e quando delinquono risponde lui in prima persona alla polizia? Dai, oggi siete spiritosi. Buongiorno Sammy, credo che la Meloni stia facendo veramente la cosa giusta, visto che ne parlano male in occidentale come in orientale. Vanno così, avanti così. Giorgia, che il capitano non gli faccia mancare il suo sostegno, visto che i Berlusconi sono già a sinistra. Le fusioni nell'accogliere Zelensky sono nauseanti e insomma, certo, state andando, devo dire, abbastanza bene. Proseguite, scrivetemi 340 6709 659, anche voi che mi seguite in differita, datevi da fare. Sesso e movida, ok? Non è una novità, ragazzi miei, però da questa indagine stanno cominciando a uscire le prime intercettazioni, ne parla anche Libero. Inchiesta sesso e movida, faccela vedere. Dai calciatori 450.000 euro per le serate con le escort. Gli arrestati puntavano ai giocatori non indagati. Non c'è niente di male andare a puttane. Al telefono dicevano servono ragazze furbe che li acchiappino. Sarebbero una 50 gli atleti coinvolti. Nell'ordinanza anche giocatori di hockey e un pilota di Formula 1. Emerge un caso di gravidanza. Sono incinta da 3 settimane e quindi il bambino è di Omissis, purtroppo Omissis. So che siete curiosi, io soprattutto, perché ve l'ho detto, nei campi da pallone voglio che siano coltivati i pomodori sardi. Posso fare una mozione? Di più, una pozione per eliminare i campi di pallone? In quanti sareste d'accordo? Neanche uno, lo so già. Parliamo di panini, dai, sarà meglio. Panini al bar? Quello che costa di più è quello di Trento. Il panino di Trento è il più caro. Anche Verona batte Milano. Dal rapporto FIFE una classifica sorprendente. Nella provincia autonoma di Trento un sandwich, non in locali specializzati, costa in media 5,80 euro. Va meglio a Terni, un panino costa 2,30 euro. Messina e Ancona 2,67. Attenti al caffè più salato è quello di Bolzano, 1,48 euro. Chiaramente, se
conoscete un bar che vi fa ancora il caffè a €1, scrivetemi il WhatsApp al 340 6709 659, facciamo come i benzinai, lo pubblicizziamo. Animalisti che festeggiano, a Siviglia il torero finisce incornato, il matador ricoverato in condizioni gravi ma stabili, si salverà. Spagna sotto shock per il gravissimo incidente occorso a Morante de la Puebla, uno dei toreri più famosi del paese durante la corrida a maestranza di Siviglia. Della Puebla riporta una ferita di 10 centimetri al gluteo sinistro, praticamente il corno del toro gli ha perforato il retto e ora ricoverato in condizioni gravi ma stabili all'ospedale di Siviglia. Gli facciamo tanti auguri anche a lui, oltre naturalmente che al toro, chissà che povera fine farà. 9:13 signori, ancora roba buona e ve lo meritate. Oggi siete stati grandi. Vi ricordo che stasera alle 20 va in onda il meglio o il peggio della rassegna stampa, quindi se per qualche motivo non ve la potete slurpare, ve la potete risentire stasera. Governo pasticcio migranti, il pasticcio ai migranti anche sul quotidiano La Stampa. Mi fa venire fame questa salve. Buongiorno, vorrei un pasticcio migranti, grazie. Cortocircuito sicurezza, titola a pagina 2 il quotidiano La Stampa, soldi agli avvocati per i rimpatri, Meloni frena, nessun pasticcio, ma è pronto un decreto ad hoc per le correzioni chieste dal Colle. Giuseppe Conte dice: avevano la foga di piegare con la legge gli avvocati alla loro propaganda, hanno proposto una norma contro la Costituzione, gli fa eco la Schlein, è sempre la stessa ricetta securitaria, forzature e regole piegate certificano il fallimento del governo. E poi si mette Marcello Sorgi con il taccuino: se la legge nasce già morta. Oh ragazzi, un'allegria sul quotidiano La Stampa, meglio girare pagina. La Premier rilancia solo un ritocco e il Quirinale che dice: la firma sì, ma dopo le modifiche. Sono a pagina 4 della Stampa, la falsa ripartenza del centrodestra e il boomerang dell'emergenza perenne, ok? L'emergenza qual è? L'emergenza sicurezza. È l'analisi di Flavia Perina oggi a pagina 4 della Stampa. Ma l'idea di un'eterna emergenza sicurezza da affrontare pugna tra i denti può ancora pagare a destra? Cioè, secondo loro non c'è nessuna emergenza sicurezza, siamo ancora al fatto che sono solo sensazioni, capito? Non è vero che si pugnalano, che si ammazzano, derubano, violentano, non è vero niente. E a pagina 4 della Stampa pubblicano le leggi bandiera, quella contro il Rave Party, la legge Cutro che qualcuno ha disatteso, Caivano, sono tutte leggi bandiera, ma non è vero, questa insicurezza è solo percepita. Cos'è che stai mangiando tu? Cosa mangi? Noccioline? T'è caduta? Mandorle. Capisci? Mentre si ascolta Sammy Varin che fa la rassegna stampa, faccio venire fame. Anche Andrea c'ha un certo languorino, anche lui si mangiano mandorle perché ti dà forza, no? E quindi capite il regista che ha bisogno di forza, perché alzare il cursore è quasi una cosa erotica, no? Alzo il cursore, peccato che sia in orizzontale, no? Vabbè, ma lasciamo stare. C'è Nicola Molteni, signore, per fortuna che c'è Molteni oggi sulla Stampa, è il motivo per cui ho preso in mano la Stampa, sono mica scemo. Correggeremo quella norma, ma difendo il principio, è sacrosanto. Si torna sul decreto sicurezza, si torna su quella norma che vuole premiare gli avvocati che in qualche modo fanno capire all'immigrato che qui non ce fa niente, è inutile proseguire, perché sai, di solito loro vengono premiati se riescono a farlo stare qui l'avvocato. I soldi sono comunque sempre i nostri, state tranquilli, e l'avvocato d'ufficio gli diamo un premio anche se l'immigrato capisce che qui
non è terra sua, non è inutile che insiste, tanto gli diamo comunque un premio all'immigrato. Questo da sempre, una legge europea, se si rimpatria l'immigrato gli si dà una mano ad aprire magari un'attività. Nicola Molteni, oggi sottosegretario alla giustizia della Lega, che ha voluto il provvedimento, dice è un'opportunità per il migrante. Il colloquio lo trovate solo sul quotidiano La Stampa oggi. Federico Capurso. A fine giornata, quando esce dall'aula della Camera, il sottosegretario leghista Nicola Molteni è scuro in volto. Si dice sia soprattutto sua la paternità della norma che prevede un compenso di 625 euro per quegli avvocati che ottengono un rimpatrio volontario dei migranti, i loro clienti. Dei rilievi mossi dal Quirinale non vuole parlare. La correggeremo, ma non cerco la polemica. E allora io difendo il principio. Dare un incentivo per ottenere più rimpatri volontari per me è sacrosanto. Il problema è proprio quell'incentivo, la somma premio che intaccherebbe il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente. Per Molteni si tratta solo di un'opportunità in più che si dà al migrante e che viene stimolata da un contributo. In fondo, dice il sottosegretario Molteni della Lega, il punto è capire se in Italia vogliamo o meno i rimpatri volontari assistiti. Noi ne facciamo tra i 600 e gli 800 l'anno, la Germania 16.000 l'anno. Perché? Se in Germania ricompensano gli avvocati non lo so, è un altro mondo, sono cose diverse, ma il punto è che c'è sempre alla base la volontà del migrante di usare quello strumento. La ratio è quella la ratio, lo ripete 4 volte, come se avesse l'impressione che nessuno in questi giorni l'abbia compresa davvero. Molteni si appoggia con la schiena al bancone della buvette di Montecitorio e fissa il vuoto davanti a sé. Sembra non riuscire più a sopportare gli ostacoli che si frappongono tra quello che vorrebbe il suo partito sul capitolo immigrazione e quello che invece riesce a fare. Il CPR non va bene, l'accompagnamento non va bene, il rimpatrio volontario assistito non va bene, elenca e sbuffa, sbuffa e elenca. Quindi che facciamo? Ci riteniamo tutti qua, quelli che non hanno il diritto di restare in Italia e che hanno una procedura di espulsione pendente? Signori, eravate in tanti in Piazza Duomo sabato a urlare remigrazione. Ecco, dice Molteni, questo può essere il programma della sinistra, tenerceli tutti qua, ma non sarà mai il mio. Tiene le mani incrociate sul petto, indica con un gesto della testa la segretaria del PD Schlein che infila alla cassa per pagare un caffè. Lei è appena andata in Spagna da Sanchez, evidentemente il suo modello è quello spagnolo. Lì stanno regolarizzando 500.000 di immigrati irregolari. Io preferisco fare rimpatri, non sanare. È una scelta politica. A volte, prosegue quindi il fedelissimo di Salvini, il migrante nemmeno lo sa che può chiedere rimpatrio volontario e nemmeno sa, aggiunge Molteni, che con l'aiuto del mondo associativo e di altri soggetti può ricostruirsi un percorso di vita nel suo paese. Tutto bellissimo, ma si torna sempre lì alla somma che verrebbe corrisposta in caso di rimpatrio. E non è un problema che il gratuito patrocinio venga garantito all'avvocato se il migrante fa ricorso contro un decreto di espulsione, ma non se chiede rimpatrio volontario. E nemmeno è giusto, aggiunge, che un italiano per ottenere il patrocinio gratuito debba dimostrare di avere un reddito basso, mentre un migrante ne ha diritto sempre e comunque. Sono tutti scelte politiche. Interessante l'intervista a Nicola Molteni, oggi solo sul quotidiano La Stampa. Pagina 6, chiaramente spunta il propagandista del Cremlino, Meloni carogna fascista e la premier che dice non ci intimidisce, e a pagina 8 della Stampa USA Iran tregua a oltranza e noi naturalmente facciamo il tifo. Il caro carburante taglia le rotte dei voli. Bruxelles dice biglietti rimborsabili, no indennizi. Attenzione, questa è una cosa che potrebbe riguardarci in tanti. L'Unione fissa le regole, compensazioni se i collegamenti saltano per i costi,
non per carenza di carburante. Con il prezzo del carburante aereo in continuo aumento, è meglio prenotare prima possibile i voli per l'estate oppure sarebbe più saggio aspettare per evitare di incorrere in cancellazioni? L'interrogativo è stato posto ieri mattina al commissario europeo ai trasporti al termine della riunione con i 27. La risposta del greco non permette di risolvere il dilemma, ma è utile per stabilire alcuni punti fermi nel caso in cui i passeggeri si trovassero a dover affrontare una cancellazione. Se le compagnie dovessero annullare i voli a causa dei costi eccessivi del carburante, i cittadini avrebbero diritto di scegliere tra un volo alternativo e rimborso del biglietto, oltre all'assistenza e all'eventuale risarcimento, la cosiddetta compensazione, perché non si tratta di circostanze straordinarie. Se invece gli operatori dovessero lasciare a terra gli aerei per una carenza di cherosene, a quel punto potrebbero invocare la clausola di forza maggiore e il passeggero, oltre al volo, perderebbe il diritto a ottenere un risarcimento. Conserverebbe il diritto a ottenere il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo, ma non la compensazione economica. Questo da tenere presente per il futuro. Ancora un giro sulla Stampa perché c'è l'intervista con Riccardo Ricciardi, lo amiamo in questo caso, capogruppo del Movimento 5 Stelle, mica poi tanto, ma si parla di gas russo. Parlare di gas russo è lecito, ma prima serve la pace, dice il capogruppo dei 5 Stelle. Per essere autonomi investiamo in fonti rinnovabili. Intervista quest'oggi al capogruppo 5 Stelle sulla Stampa, che parla naturalmente anche della calciopoli delle escort, coinvolti almeno 70 giocatori di Milan, Inter, Juve, Toro, Lazio, Genoa, Monza, Sassuolo, Verona. Pagavano fino a 3.500 euro a notte. Si indaga anche sulle feste a Mykonos, ma quasi tutto si svolgeva a Cinisello Beach. E le prime certo, registrazioni con la ragazza che dice sono rimasta incinta, e c'è chi chiedeva il gas esilarante in hotel. Arrivano le intercettazioni e penso che avrete, se avete anche tempo da perdere, da divertirvi. Noi di tempo da perdere non ne abbiamo, e allora andiamo subito sul quotidiano La Verità, mentre apro le linee. Vai, gli ultimi 5 minuti, chi vuole entrare in diretta con Sammy Varin lo può fare, chiamate 0292947222. La Verità scrive: la Meloni rimpatria Mattarella, che è un titolo stupendo che ci fa sognare. Pagina 2 della Verità: la legge sui rimpatri è confermata, in arrivo un decreto correttivo. Per disinnescare rilievi di Mattarella il bonus non sarà solo per gli avvocati, ma per tutti coloro che aiutano lo straniero a partire. Ora vanno trovate nuove coperture. La Meloni: ma che pasticcio, solo buonsenso. Bella l'intervista ad Anna Bono, che molto spesso appare su queste frequenze. Lei ha insegnato storia dell'Africa, grande esperta di Africa, sottolinea che molti di questi immigrati si vergognano di tornare a casa loro perché non sanno che là potranno usufruire di finanziamenti europei. Se avete letto il suo libro, ragazzi, ai tempi di Radio Padania, ve l'ho letto più volte, Migranti si chiama il libro di Anna Bono. Si spiegano tante cose, cioè che questa povera gente si vergogna di tornare nel loro paese perché gli fanno un culo quadro, detto in poche parole. Invece adesso le cose cambiano perché ci sono finanziamenti europei e quindi remigrare, in questo caso di spontanea volontà, può anche convenire piuttosto che stare qua e fare una vita schifosa di espedienti o andare a fare da manovalanza alla mafia. Chiamate 0292947222. Chi vuole entrare in diretta avete 5 minuti di tempo. È così che si smonta il business dei migranti. Ci rincuora il quotidiano La Verità, pagina 3. Nonostante i dubbi del Colle, il governo tira dritto sulla norma che facilita le espulsioni. A piangere saranno solo le coop
che lucrano sull'assistenza e le multinazionali che cercano manodopera da sfruttare. È per questo che gli italiani hanno votato il centrodestra. Attenzione, centropagina, resta la sospensione per le dottoresse salva irregolari, se ne parla con un riquadretto anche sul quotidiano La Verità. L'accusa, certificati falsi per non fare entrare i clandestini nei centri. Il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato la sospensione di 10 mesi per 3 dottoresse indagate nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. Le 3 sono accusate di aver falsificato certificati di non idoneità per impedire il trasferimento di migranti irregolari nei CPR e attenzione, molti di questi avevano malattie infettive e loro non lo hanno scritto e li hanno liberati. Questa è una roba che ha fatto incazzare migliaia di persone. Cercate su Instagram Radio Libertà, ne abbiamo parlato in queste settimane. Sesso per i permessi, ne parla approfonditamente oggi La Verità. 119 indagati a Napoli, 3 extracomunitari e funzionari pubblici al centro del sistema che prevedeva rapporti carnali e soldi in cambio di documenti. C'era un bengalese che gestiva un CAF, Fabio Amendolara. C'era un prezzo per tutto, anche per un certificato anagrafico, una carta di identità, una residenza. A Napoli, dove secondo la procura un diritto diventava merce, quel prezzo oscillava tra i 100 e i 500 euro, oppure in alcuni casi si è scoperto diventava altro, prestazioni sessuali. Coinvolti dipendenti comunali, ormai in pensione, un ex consigliere municipale. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Albino, ciao. Ciao. Facciamo un ragionamento, io faccio anche ogni tanto qualche ragionamento, per la carità di Dio. Allora, io vedo qui nella mia zona distributori benzina 1,700 erotti, 1,750, giù di lì, la nafta siamo 2,049, 1,999, eccetera. Ora mi domando, chi è quel deficiente che ha pensato bene di far sì che la nafta arrivasse a sparare fuori certi prezzi confronto alla benzina, non rendendosi conto che aumentando il diesel in quella maniera sproporzionata hanno demolito ed ammazzato l'autotrasporto? È logico che gli autotrasportatori si incazzano, ma sono 30 centesimi a litro di differenza, ma siamo diventati matti da 1,7 a 2. Però va bene così, io vorrei capire chi è il deficiente che ha tirato fuori sta storia, basta, poi io comincio a dire le parolacce, già mi devo incazzare al mattino per altre cose e anche per queste. Vabbè, tira mannaggia, che ti devo dire? Siamo andati per soffrire, giusto? Grazie, caro. Come ci riesco bene. Servo anche a questo per farvi soffrire, ma con un sorriso, e sappi che è stata l'Europa a dirci questo, ma sappi anche che in Francia stanno molto peggio, perché lì il governo non ha agito assolutamente con le accise. Oh, e quante chiamate arrivano? Tutte all'ultimo momento. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, Sammy. Pronto? Prego. Ecco, ciao Sammy. Ciao. Sono Graziella da Gallarate. Ciao. Ciao. Lasciami dare voce a chi non ce l'ha. Con tutti i problemi che abbiamo, sì, io penso anche a chi non ha voce. Per esempio, a questa tortura che infliggono per divertimento e pagano il biglietto, e ovviamente il torero non sa fare che quello, potrebbe andare magari a coltivare, come dici tu, i pomodori in un campo di calcio, ma quella è la sua arte. Allora, si può pagare per vedere torturare e uccidere così in diretta un povero animale? Ma dimmi tu se siamo degni del nome umani, dimmi. Senza contare poi tutti gli altri sport, che il fine è sempre quello di uccidere gli animali. Ciao Sammy, so che abbiamo tanti altri problemi, ma io penso anche a loro, dei quali non possiamo fare a meno, della natura e degli animali. Ciao Sammy. Grazie, hai fatto benissimo. Ancora una chiamata 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Oh, ciao Sammy. Meno male che ci sei tu, perché sennò saremmo rovinati. Grazie. Volevo dirti una cosa. Sul sindaco di Milano,
Allora, la Russa ha proposto Lupi e qualcuno dalla Lega, non molto furbo, ha detto che non si decide a Roma ma si decide a Milano, ma la Russa è un milanese. L'unica volta che fa una proposta decente gliela bocciano, insieme a quell'altro furbastro infiltrato cavallo di Troia di Forza Italia, no, Tajani, che dice no, dobbiamo mettere un civico, non si sa bene quale civico, non l'abbiamo capito, deve solo rompere i coglioni per fare un favore al PD. Cioè voglio dire, ma una volta che scelgono uno che magari ci potrebbe anche andare bene, perché non abbiamo altri nomi, ci mettiamo a litigare sul nome. Ma io... Grazie caro, a me il Lupo dei Lupi è sempre piaciuto, cercatelo su YouTube, sono Lupo dei Lupi, il lupo buonino buonino. Qui ci fermiamo salutando la Vespa che compie 80 anni, ne parla oggi un paginone sul quotidiano Il Giornale. Sammy Varin si ferma, l'editoriale del nostro direttore, poi Giulio Cainarca, ma alle 11 torno qua. Avete ascoltato